A me spiace che si veda tutto come una contrapposizione. Ma scusate, io ho il dovere di provvedere se la sanità mi dice che bisogna fare o no. Zaia difende la sua ordinanza sulla scuola che fa slittare il ritorno delle lezioni in presenza a febbraio, una linea a cui si starebbero adeguando dopo Veneto e Friuli anche le Marche e altre regioni d'Italia. Faccio il tifo per riaprire le nostre scuole, ha detto il presidente, ma il pericolo della diffusione dei contagi è stato evidenziato da autorevoli scienziati e da decine di pubblicazioni. Se noi avessimo potuto aprire il 7 avremmo avuto problemi zero sui trasporti, la programmazione è stata fatta tutta. C'è il tema di natura sanitaria, eviterei di metterci polemiche politiche. Gli studenti del Veneto dunque restano in smart working, per usare un'espressione utilizzata proprio dal governatore, così come tanti altri lavoratori, una misura che sarebbe inapplicabile agli impianti sciistici per rispondere invece alla provocazione di ieri sera del ministro Boccia. L'impianto di risalita non lo puoi mettere in smart working, la palestra non la puoi mettere in smart working e altre attività. Quindi paragonare la scuola che è un ambiente a sé. In una regione con ancora 94.228 positivi e 3.457 posti letto occupati in ospedale, Zaia scagiona i ragazzi ma punta il dito contro le aule. I ragazzi non hanno una colpa particolare e non sono neanche il capro espiatorio di questa partita. Ve ne dico io qual è il vero tema, è l'aula. Perché comunque in un ambiente confinato, quando metti 10-20 persone dentro per 5 ore, se c'è un contagiato, sfido chiunque a dirmi che non ci sia rischio perché si contagi qualcun altro. Voi stessi siete qui, ma se restaste qui 5 ore senza un tampone preventivo, qualcuno qualche dubbio gli viene, non qua siamo in tanti. E dall'unità di crisi di Marghera la Regione ha annunciato oggi il cambio di protocollo per il trattamento dei contagi nelle scuole medie ed elementari, una scelta che risponde alla necessità di evitare che si possano diffondere casi secondari nelle classi, come sta accadendo, secondo i dati, almeno nel 30% dei casi. Alla presenza di un soggetto positivo, che sia un insegnante o che sia un alunno, praticamente si chiude la classe. A partire dalla seconda elementare.